Fabrizio Dughiero, prorettore ai rapporti con il mondo delle imprese e direttore del premio Start Cup, che è arrivato alla 15ª edizione. Spieghiamo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una competizione che premierà le migliori idee di impresa dei nostri studenti, imprenditori, ricercatori e che vede ovviamente coinvolte le università del Veneto. Abbiamo l'Università di Verona che è un nostro partner, l'Università Ca' Foscari un altro nostro partner, e quest'anno diciamo che oltre al premio della Startup Competition Veneto mette a disposizione anche altri 2 premi. Uno legato ai Fab Lab di tutto il Veneto, anche qui abbiamo cercato di creare un'aggregazione di tutti i centri che fanno innovazione, Fab Lab eccetera del Veneto, e dall'altra parte avremo anche un premio messo a disposizione dall'acceleratore d'impresa M31. La possibilità quindi, grazie a una competizione, di vedere i propri sogni imprenditoriali realizzati. Sì, perché l'idea è quella di dare un premio in denaro o anche in servizi, come sono i premi ad esempio dei Fab Lab e di M31, dare un premio in denaro per far iniziare l'attività legata all'idea che viene sviluppata. Ricordiamo che le fasi di questa competizione sono sostanzialmente 3, una prima fase in cui viene descritta l'idea in maniera molto semplice, tra queste idee presentate ne verranno scelte una dozzina e tra queste 12 poi si sceglieranno quelle finali con un evento che sarà un evento a settembre in cui sceglieremo le 5 finaliste. Queste 5 finaliste riceveranno un premio in denaro. La cosa interessante anche di quest'anno è che alle imprese, quelle che parteciperanno già dalla prima fase, daremo la possibilità di frequentare un corso di autoimprenditorialità, una scuola che l'Università di Padova sta mettendo in piedi da un po' di tempo, che darà appunto che ha come contenuti quelli di creare start-up innovative. Finisco dicendo che appunto questi premi, queste 5 finaliste, oltre che ricevere un premio in denaro, avranno la possibilità di accedere al Premio Nazionale di Innovazione, che è appunto un premio nazionale che vede tutte le finaliste di tutte le start-up in giro per l'Italia.